Al voto 10 comuni siciliani in provincia di Agrigento, chiamate al ballottaggio le città di Porto Empedocle, Favara e Canicattì. I responsabili provinciali degli ordini professionali presentano la manifestazione del prossimo 30 ottobre al Teatro Pirandello. Parola d'ordine, riscatto e infrastrutture. In provincia l'80% della popolazione è vaccinata e siamo tornati a vivere, sottolinea il commissario dell'ASP Zappia. Invece i Novax si sono dati appuntamento per sensibilizzare la gente e celebrare il funerale simbolico della Costituzione. Premio Nicholas Green, protagoniste le scuole, intitolata sede all'ex capo dell'ufficio tecnico della provincia Palmisano, trofeo Valle dei Templi di arte moderna e contemporanea. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Amministrative 2021, al voto 10 comuni siciliani, seggi aperti dalle 7 di questa mattina e ieri domenica fino alle 22, in particolare in 8 comuni siciliani superiori a 15.000 abitanti gli elettori sono chiamati al voto per eleggere al ballottaggio i sindaci. Negli altri 2 comuni, Torretta nel Palermitano e Mister Bianco in provincia di Catania, primo turno in un'unica giornata. Chiamate al ballottaggio in provincia di Agrigento, Canicattì, Favara e Porto Empedocle. Poi eleggono i nuovi sindaci anche San Cataldo nel Nesseno, Adrano in provincia di Catania, Vittoria nel Ragusano e infine Lentini e Rosolini nel Siracusano. L'astensione rischia di essere ancora una volta il primo partito. Secondo i numeri riportati dalla regione siciliana, infatti, è complessivo ma differenziato tra centro e centro il calo dei cittadini che si sono recati alle urne rispetto alla tornata di ballottaggio di 5 anni fa, che però si svolgeva in una sola giornata. La tornata elettorale è caratterizzata anche in provincia di Agrigento dall'astensionismo è stata vinta a Favara da Antonio Palumbo, a Porto Empedocle da Calogero Martello e a Canicattì da Vincenzo Corbo, per il quale non si può comunque parlare di vittoria netta visto il risultato ottenuto dall'altro candidato al ballottaggio Cesare Sciabarrà. Qualche ora dopo l'inizio dello spoglio si è cominciato a respirare aria di festa nei comitati elettorali, come a Favara, dove a vittoria acquisita i sostenitori di Antonio Palumbo hanno dato vita ad un corteo, cosa registrata anche a Porto Empedocle per il vincente Martello sullo sfidante Salvo Iacono. Per Vincenzo Corbo si tratta di un ritorno come sindaco al comune di Canicattì. La prima a commentare l'elezione di Corbo è stata Giusy Savarino. Il deputato di Diventerà Bellissima si è detta felice del risultato di Canicattì e ha voluto fare comunque gli auguri al neo sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello. Ci dispiace per il risultato di Favara, ha aggiunto Giusy Savarino, dove nonostante i nostri sforzi la gente ha scelto Palumbo sindaco. Come detto, è stato l'astensionismo a caratterizzare il voto in tutti i comuni siciliani, un dato che non ha riguardato sicuramente gli elettori di sinistra, sempre presenti e puntuali a difendere il proprio diritto-dovere di votare. Il dato sembra così. Sindaco, il dato acquistato. L'abbiamo fatta e come ho detto in precedenza lo dobbiamo a questa gente che ci ha messo il cuore e insieme abbiamo dato l'opportunità a questo paese di avere un sindaco coerente e serio. E questo è il fiore del partigiano, un bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, molto bella libertà. È una
una vittoria del gruppo, delle persone, dei cittadini, dei favaresi che ci hanno supportato in questi giorni e che hanno capito benissimo il nostro progetto. È il momento della festa, è il momento della soddisfazione, però siamo ben consapevoli dei problemi che ci aspettano e dobbiamo metterci subito tutti a lavorare. Oggi si festeggia, è giusto così, da domani inizieremo a lavorare per il bene della nostra città. I responsabili provinciali degli ordini professionali che rientrano all'interno della rete delle professioni tecniche, architetti, agronomi, geologi, periti agrari, ingegneri, hanno illustrato il programma del convegno durante il quale, secondo quanto detto in conferenza stampa, sarà chiesto alla classe politica non solo la realizzazione di un aeroporto e di uno snodo autostradale, ma anche il rilancio dell'idea progettuale del ponte sullo stretto di Messina. L'appuntamento è per il 30 ottobre al Teatro Pirandello di Agrigento. Vediamo. Presidente, parliamo di questa iniziativa, oggi la presentate alla stampa. Sì, giornata importante, finalmente siamo arrivati al momento della presentazione alla città, al territorio, alla provincia, momento in cui diamo conto di quello che è stato fatto fino a questo momento e presentiamo questo evento che si svolgerà il 30 ottobre al Teatro Pirandello alle 9 ad Agrigento e che vedrà questo evento ospiti autorevoli istituzioni del calibro dell'assessore regionale Marco Falcone, del sottosegretario Cancelleri, importanti dirigenti regionali. Ci è prevista la partecipazione del provveditore alle opere pubbliche della Sicilia e della Calabria, l'ingegnere Colabufo, e tantissimi stakeholders che hanno aderito, associazioni di categoria, club service, portatori di interesse, la Curia, la Prefettura, sono tutti praticamente sul campo a dare forza a questo importante evento che vede insieme la rete delle professioni tecniche, per la prima volta insieme qui ad Agrigento a parlare di infrastrutture, tema che evidentemente è di interesse pubblico. Tutti vogliamo sapere perché Agrigento, la provincia di Agrigento è stata dimenticata nel PNRR, vogliamo capire come proporre, cosa proporre e che impegno possono prendere le istituzioni giorno 30 nei confronti di questo territorio per colmare questo gap che va assolutamente colmato, appunto per risollevare tutta la provincia, la Sicilia sud-occidentale, per promuovere il turismo, per promuovere il commercio, perché riteniamo che Agrigento sia, la provincia di Agrigento sia la porta dell'Europa nel Mediterraneo. Senza lo sviluppo di questa provincia il resto d'Italia e l'Europa, secondo noi, perde tantissimo. Assieme a tutte le rete delle professioni della provincia di Agrigento, allora vogliamo stimolare con questo convegno le forze politiche affinché diano un contributo ad una rimodulazione dei fondi per il PNRR, perché diciamo che la Sicilia centro-meridionale, in particolar modo Agrigento, ne è rimasta fuori. Come geologi ribadiamo anche un'attenzione particolare a quelle che sono le problematiche dei cambiamenti climatici e connessi principalmente con il dissesto idrogeologico, perché dobbiamo capire che sono notizie quotidiane, ieri Siracusa, oggi Canicattì, che i problemi di esondazione, di alluvionamento partono da una cattiva programmazione e pianificazione del territorio. Quindi noi principalmente con questo convegno non vogliamo altro che stimolare la deputazione nazionale e regionale affinché siano attenzionate le problematiche inerenti alle infrastrutture e principalmente dare la possibilità alla provincia di Agrigento di crescere, non essere sempre il fanalino di coda di tutta l'Italia.
Ad Agrigento da oggi, lunedì 25 ottobre, fino al 12 novembre sono presentabili le domande per l'assegnazione dei buoni spesa, ovvero i voucher per l'acquisto di beni e prodotti di prima necessità. Sono esclusi i lavoratori dipendenti autonomi e i percettori di altre forme di sostegno sociali. I buoni spesa variano da un minimo di 300 euro per i nuclei composti da una sola persona a un massimo di 800 euro per un nucleo familiare composto da 5 o più persone. L'assessore alle politiche sociali del Comune di Agrigento, Marco Vullo, commenta: si tratta di un lavoro certosino iniziato con la piena collaborazione degli uffici, che ha permesso in un anno di predisporre le forme di aiuto ai voucher alimentari per le famiglie agrigentine. È un segnale serio e preciso di quanto l'amministrazione Miccichè operi nel sociale. Ad Agrigento l'80% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Sono stati 250 nuovi casi di Covid la scorsa settimana. Il commissario dell'ASP Mario Zappia sottolinea: il virus è ancora tra noi, ma il vaccino ha permesso di tornare a vivere. Vediamo. Appuntamento settimanale con l'aggiornamento sulla situazione pandemica della nostra provincia. Iniziamo con il Paghiderma, che mantiene, come vi dicevo settimana scorsa, quella consistenza oltre i 200 casi. Questa settimana siamo a 250, quindi confermo che il virus continua a essere nella nostra provincia, perché 250 nuovi casi non sono pochi in una settimana, quindi bisogna mantenere sempre alta la nostra attenzione, il livello di attenzione. Vi dico subito che questi nuovi virus, la variante Delta, rispetto alla precedente, ha una maggiore diffusione aerea nell'aerosol, quindi il distanziamento ha una minore importanza, mentre assumono importanza maggiore la mascherina e l'aerazione. Quindi vi raccomando, quando siete in ambienti chiusi, quando entrate in locali, quando vi trovate a parlare da vicino con altre persone, io vi consiglio di tenere la mascherina, perché è un ottimo rimedio per proteggerci dalla infezione e quindi dalla propagazione del virus. Andiamo ai posti letto. I posti letto anche questa settimana per fortuna rientrano in un target abbastanza basso. Abbiamo solo Ribera ovviamente occupato, con 2 posti letto in medicina e 3 posti letto in terapia intensiva. Quindi i livelli sono assolutamente al di sotto di quelli di guardia, ma continuiamo a monitorarli, perché è importante avere un quadro sempre aggiornato su quella che è la situazione pandemica, per la quale noi non abbasseremo mai la guardia fin quando non scavalleremo l'inverno e la fase un pochettino più delicata. Vi porto subito invece sull'argomento un pochettino che ci stava più a cuore. Se ricordate, i 3 comuni, Licata, Palma di Montechiaro e Ravanusa, che erano i 3 comuni che avevano e hanno ancora una distanza rispetto alla vaccinazione che sono stati in grado di fare. E allora vi dico però che l'azione che è stata fatta da parte dei distretti, quindi dai nostri dirigenti, assieme alle amministrazioni locali e assieme ai medici di medicina generale, che ringrazio per il loro impegno enorme, vi dico subito che i medici di medicina generale della nostra provincia sono quelli che in questo momento si stanno comportando benissimo, stanno aderendo e stanno vaccinando in maniera massiva. E questo è importante soprattutto in questa fase in cui quelli che andranno vaccinati sono le categorie fragili, immunodepressi, immunocompromessi, e tutte quelle persone dell'RSA per i quali anche il nostro Dipartimento di Prevenzione e i nostri distretti stanno lavorando. Voi dal quadro vedete subito che quelli in verde sono quei comuni che sono in sicurezza, perché hanno raggiunto oltre il 70% della prima dose, ma la maggior parte sono oltre gli 80%. La media della provincia è 83,43% delle prime dosi e quasi l'80% dell'immunizzazione, quindi 79,91 siamo già all'80%. Tornando ai 3 comuni, vi dico subito che con il lavoro che è stato fatto, Licata come prime dosi ha fatto un balzo in avanti, è arrivata al 75%. Quindi diciamo che inizia a essere veramente significativo il balzo che hanno fatto, e anche per le immunizzazioni
abbiamo il 68 e il 69%, quindi siamo vicini alla soglia del 70%, che è quella che li salvaguardia da eventuali chiusure. Quindi l'ICATA, se continua a lavorare così anche la settimana in corso, questa che viene, dovrebbe facilmente scavallare il limite di sicurezza. Anche Palma di Montechiaro, per la verità, con le prime dosi è arrivata al 73,26 e immunizzazioni 65,51. Ovviamente fra la prima e la seconda devono passare le 3 settimane, per cui verosimilmente fra un paio di settimane anche le immunizzazioni avranno gli stessi indici, gli stessi numeri che hanno le prime dosi. Completiamo con Ravanusa. Ravanusa è arrivata già al 71,37 come prime dosi, al 67,47 per l'immunizzazione completa. Quindi, facendo un ultimo sforzo, devono arrivare all'80 e al 70 delle immunizzazioni, 80 prime dosi e 70 di immunizzazioni, e il traguardo, se continuiamo con questi numeri, può essere veramente vicino. Quindi il ringraziamento va a tutti gli operatori, ai medici, alle amministrazioni, ai nostri dirigenti, ai nostri operatori che hanno lavorato molto bene. I Novax si riuniscono ad Agrigento, il loro obiettivo, sottolineano, è sensibilizzare la gente e per questo hanno organizzato una manifestazione provocatoria per celebrare il funerale della Costituzione. Vediamo. Si è svolta una manifestazione con corteo funebre in commemorazione delle scomparse amate Costituzione, Democrazia e Diritto, una bara avvolta dal tricolore e da lumini funebri per celebrare la morte della libertà e dell'articolo 1 della Costituzione. È stata organizzata dal popolo dei No Green agrigentini, che ha visto anche la presenza di un centinaio di partecipanti senza particolari orientamenti politici. Il corteo ha percorso da Piazza Cavour e Viale della Vittoria, raggiungendo la prefettura dove è stato deposto il libro della Costituzione e poi il ritorno in Piazza Cavour. L'evento ha visto anche la piena solidarietà verso i portuali di Trieste che da giorni manifestano per il no Green Pass. Agrigento chiama Trieste. Allora, buonasera a tutti, siamo ad Agrigento in Piazza Cavour stasera per un evento simbolico. Noi stasera praticamente ci siamo riuniti per un corteo funebre. In questo corteo funebre si commemoreranno la Costituzione e la democrazia, tanto amate, tanto desiderate e tanto calpestate, soprattutto negli ultimi tempi. Quindi questo corteo è un momento intanto di ritrovo, perché sembra un piacere ritrovarci qua fra cittadini liberi, cittadini che non si arrendono, cittadini che lottano per il futuro dei propri figli. Ed è un momento per sensibilizzare anche la gente che magari non si rende conto di quello che sta succedendo. Quindi analizzeremo un pochino gli articoli della Costituzione, vedremo quello che è successo, vedremo la situazione assurda nella quale viviamo, depositeremo la Costituzione simbolicamente alla prefettura, abbiamo allestito una bara simbolica per questo corteo, dopodiché ci ritroveremo qua. Infatti invito chi volesse venire a raggiungerci in Piazza Cavour, tra un'oretta circa saremo di nuovo qua e ci ritroveremo qua per confrontarci un poco, per vedere un attimino come stiamo, cosa dobbiamo fare e niente, questo venerdì lo dedicheremo a questo. È anche un evento per dare supporto a Trieste, che ci ha dato delle grandissime emozioni in questi giorni, sperando che le persone vive, le persone sveglie, le persone libere aumentino sempre più.
Green Pass è un attentato alla nostra libertà ed il Green Pass è un certificato di merda. Manifestare il nostro dissenso nei confronti di un lasciapassare che ci ricorda quello del 1933 in Germania, esattamente, il lasciapassare dei nazisti che evitavano agli ebrei di entrare negli uffici, nelle scuole. Oggi noi protestiamo contro questo governo fatto da Mario Draghi, dove lui oggi decide tutto e il Parlamento è escluso da ogni qualsiasi decisione. Quindi Agrigento si unisce alla manifestazione di Trieste dicendo no a questa porcata di Stato. L'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento segnala e documenta in foto e video che anche quest'anno, nonostante l'intensa attività di controllo da parte delle forze dell'ordine, sono state nuovamente sversate in quantità le acque di vegetazione nel fiume Naro. Vediamo. Ancora una volta, quest'anno come negli scorsi anni, degli imprenditori irresponsabili hanno versato le loro acque di vegetazione nei fiumi e nei torrenti. Ed eccole qui, come vedete il fiume è nero per la presenza di queste acque di vegetazione. E questo nonostante l'intensa attività delle forze dell'ordine che hanno cercato di controllare tutti i frantumi. Il fiume Naro è diventato nero come tanti altri fiumi in provincia di Agrigento. Le acque di vegetazione, giova a ricordarlo, sono 200 volte più inquinanti delle fognature perché sottraggono l'ossigeno e portano alla morte di ogni forma di vita nei fiumi e nel mare prospiciente. Purtroppo questa storia continua e deve terminare. Anche quest'anno l'assessorato regionale all'istruzione e alla formazione professionale istituisce i premi intitolati al piccolo Nicholas Green, ucciso nel 94 mentre era in viaggio verso la Sicilia e cui organi donati per volere della famiglia diedero nuova speranza ad adolescenti e adulti. Riconoscimenti assegnati a studenti che hanno svolto degli elaborati su argomenti riguardanti la solidarietà e la donazione degli organi. La cerimonia di premiazione degli studenti della provincia di Agrigento. Arturo Cantella. Si è svolto presso l'auditorium dell'Istituto Gallo di Agrigento la premiazione finale del concorso Nicholas Green, indetto dall'assessorato regionale all'istruzione della Regione Sicilia, dell'AIDO di Agrigento, l'ufficio quinto dell'ambito territoriale di Agrigento, in collaborazione con l'Istituto Rita Levi Montalcini di Agrigento, diretto dal dirigente scolastico Luigi Costanza. La manifestazione ha visto coinvolti gli studenti della provincia agrigentina di scuola primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, assegnando i premi a 3 studenti per settori. Sì, questa è la giornata conclusiva di questo concorso Nicholas Green. Noi siamo come scuola di supporto nominata dall'ufficio scolastico provinciale, l'ufficio quinto Agrigento, con in testa la dottoressa Palumbo, l'assessorato regionale all'istruzione l'onorevole Galla e il presidente Musumeci. Quindi siamo stati scelti come scuola di riferimento, abbiamo portato avanti questo concorso molto importante oggi, che ha visto la partecipazione dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. Abbiamo fatto questa giornata nel ricordo di questo bambino che è Nicholas Green, che ancora oggi ci insegna i veri valori della vita, i veri valori della solidarietà. Hanno partecipato anche altre scuole, lei ha dato anche degli attestati di partecipazione, ma quanto è importante anche questo coinvolgimento in rete di altri istituti? Ma è fondamentale la sinergia con tutte le scuole. Questo è un concorso che ha coinvolto tutte le scuole della provincia di Agrigento. Dovevamo dare 3 premi, 3 per la scuola primaria, 3 premi per la scuola secondaria primo grado e 3 premi per la scuola secondaria secondo grado, ma io credo che tutti i ragazzi sono vincitori, quindi oggi è una vincita per tutti, è una vittoria per tutti, perché la scuola è la vera testimonianza
che la nostra società si basa sui valori della solidarietà, dell'altruismo e del rispetto delle regole civili. Abbiamo voluto essere presenti come amministrazione a una manifestazione che è partita da un premio voluto dalla Regione su un elemento importante, quello che è la donazione degli organi. Un sì che può cambiare la vita a molte persone, che spesso da un dolore si può tradurre in qualcosa di positivo per ridare la vita e speranza a persone che ovviamente hanno necessità per continuare il loro percorso. Quindi siamo vicini, date il vostro sì, non c'è un impegno fisico e non ci sono restrizioni, anche sulla consegna di una carta d'identità quando vi chiederanno se siete convinti di poter donare, l'obiettivo è quello di raggiungere più donazioni. La Sicilia che oggi è un po' carente e un po' indietro da questo punto di vista. Chiedo tra l'altro è anche promotrice in collaborazione con il Consiglio regionale della Regione Sicilia per diciamo, la costituzione che c'è stata all'inizio di questo premio Nicolas Green. Questo premio Nicolas Green vuole sicuramente attirare l'attenzione sui ragazzi, sui docenti, su chiunque, che aiutare oggi chi è in attesa di un trapianto è sicuramente la cosa più nobile che chiunque di noi possa fare. Ricordiamoci che questo ragazzo, Nicolas Green, deceduto a 7 anni per un tragico scambio di macchina, perché questi delinquenti pensavano che si trattasse di una macchina di un gioielliere, i genitori hanno deciso di donare gli organi e in Italia è cambiata completamente la cultura sull'adozione degli organi, perché fino al 1994 in Italia non si sapeva nemmeno che cosa fosse. Tu hai ricevuto questo attestato di merito per cosa? Quali sono le motivazioni? Allora, le motivazioni del disegno sono tipo che praticamente quando muore una persona, cioè quando sta per morire, gli organi si donano ad altre persone che ne hanno bisogno. Ci sono molte persone che hanno bisogno in Sicilia, anche negli altri paesi, e quindi quando una persona si sta per morire si donano molti organi. E si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione della sede dell'ufficio tecnico del Viale della Vittoria al compianto Paolo Palmisano, per anni capo dell'ufficio tecnico della provincia regionale di Agrigento, che morì insieme alla moglie Elena Cuffaro in un terribile incidente stradale. Il nostro direttore Arturo Cantella. Cerimonia stamani di intitolazione della sede dell'ufficio tecnico del Viale della Vittoria del Libero Consorzio vicino al provveditorato agli studi di Agrigento al compianto ingegner Paolo Palmisano. Presenti, oltre ai figli e ai parenti stretti, anche il commissario Raffo e l'autorità civile e militari. Il momento oggi è sicuramente bello sì, per voi. Sì, è stato un momento molto bello, siamo davvero felici di essere qua insieme a tutti questi amici e colleghi nel ricordare ancora una volta, come già tante volte con tante iniziative veramente meritorie è stato fatto, ricordare la memoria di mio padre e di mia madre, che sono venuti a mancare davvero tanti anni fa, ma che adesso sicuramente fanno sentire ancora la loro presenza. Rinnoviamo veramente il ringraziamento sentito per gli amici ed i colleghi di papà che ci hanno sempre accompagnato in tutti questi anni e ci hanno fatto sentire come il rapporto con lui andava al di là del semplice rapporto lavorativo e come dicevamo poco fa ci hanno anche aiutato a conoscere meglio degli aspetti che altrimenti per noi sarebbero rimasti sempre in un certo senso nascosti della vita di papà, e per questo non smetterò mai di ringraziarli. È una persona meritevole, anzi questo è niente rispetto a quello che avrebbe meritato, visto che è stato uno dei pionieri per stabilire il sistema di lavoro negli enti pubblici, ma anche nel sistema privato, cioè il lavoro di gruppo, coinvolgimento di tutti, responsabilizzare tutti, e lui sempre pronto a dare il suo contributo per risolvere tutte le problematiche che man mano venivano portate a sua conoscenza. Quindi questo aspetto, poi la bontà di animo e tutte quelle che sono le caratteristiche della persona hanno fatto sì che venga ancora oggi ricordato come una persona speciale, e quindi era necessario che venisse ricordato, ma altrettanto nello stesso tempo questa targa possa servire anche di stimolo
per chi lavora in questi uffici a mettere in atto quelle attività con gli stessi sentimenti. Io per breve tempo sono stato qui il responsabile dell'ufficio tecnico, in quanto gli ingegneri non erano andati tutti in pensione e quindi mancando i dirigenti, ma Paolo io l'ho conosciuto seppure per un breve periodo, ricordo di una persona squisita, capace, disponibile, sempre pronta a trovare soluzione ai problemi delle persone, perché la provincia si è sempre contraddistinta per essere vicino alla gente del territorio e si è sempre messa a disposizione. Paolo da questo punto di vista era un maestro. Era uno capace di trovare le soluzioni a tutti i problemi che gli venivano posti, quindi lo ricordiamo con grande affetto, nel modo tragico. Pensiamo soltanto che lui aveva iniziato la progettazione della 640 e ne è stato vittima, quindi lo ricordiamo con grande affetto e grande stima. Trofeo Valle dei Templi. Oltre 20 artisti provenienti da tutta Italia espongono le loro opere per aggiudicarsi il trofeo di arte moderna e contemporanea. Il servizio di Giovanna Neri. Assessore Giulla, questa sera è un evento dedicato alla città di Agrigento che ha calamitato qui artisti provenienti da tutta Italia. Sì, questa sera abbiamo l'onore di ospitare al Museo Civico di Santo Spirito, nel cuore del centro storico di Agrigento, una mostra di pittura di artisti provenienti da un po' da tutte le parti della Sicilia e anche d'Italia. Questa sera sono contento di vedere qui gente che viene anche da Roma, ma c'è gente che ha messo in esposizione quadri anche da Firenze, da Torino, da Milano, quindi una mostra che il maestro Francesco Anastasi ha promosso chiamandola Trofeo Valle dei Templi e che comunque ospita tantissima gente e tantissimi artisti che vengono oggi nella nostra città e avremmo anche l'occasione di mostrare anche all'esterno della nostra città le nostre bellezze, quale per esempio il Museo Santo Spirito. E lei, la vincitrice del Trofeo Valle dei Templi, cosa rappresentano le sue opere? Le mie opere rappresentano soprattutto l'interiorità dell'essere umano, la ricerca di noi stessi ed una memoria antica che noi andiamo sempre nello scrutare di noi stessi. Quindi penso che sia proprio veramente qualcosa di molto, molto interiore, che si porta a nudo e viene trasmesso, anzi viene proiettato nella tela. Francesco Anastasi, è stato un grande successo il primo Trofeo Valle dei Templi? È stato un grandissimo successo, grazie alle istituzioni, grazie al sindaco, all'assessore Ciulla e a tutta la comunità del comune di Agrigento. È stato anche un grande successo per gli artisti, contenti e soddisfatti tutti, hanno capito, hanno recepito arte. Arte significa quello che dico sempre, amore. Per cui di conseguenza io sono soddisfatto avendo fatto questo evento, avendo istituzionalmente parlando e concretizzando quello che è stata questa gran parte del Trofeo Valle dei Templi. Ora ci vedremo per i prossimi eventi in futuro. Spero che gli artisti capiscano veramente chi sono e chi non sono le persone che operano nel mondo dell'arte. Patrizia Prado oggi espone nella sua città, quali emozioni prova? Allora, è stato molto emozionante. Esporre nella mia città, veramente Agrigento, io desideravo ciò da moltissimo tempo. Già da quando sono venuta da Venezia, dalla Biennale di Venezia, il mio desiderio è finalmente oggi proprio si compie quello che doveva essere. Una serata bellissima qui al Santo Spirito, sede istituzionale, una sede meravigliosa, con un bagaglio storico non indifferente, che è una location proprio ideale per realizzare una mostra di arte contemporanea, di arte moderna. Dietro alle mie spalle c'è una delle mie opere, che è Grano, che rappresenta proprio il fuoco della Sicilia, la passione, la rinascita, il dinamismo, il movimento e il colore dei nostri paesaggi. È molto importante fare un discorso sull'arte, soprattutto in questo momento di dolore e di confusione. E dobbiamo considerare l'arte come qualcosa che illumina la nostra vita, è qualcosa che ci guida. Ovviamente ci sono molte manifestazioni artistiche, ognuno sceglie quella che gli è più congeniale. L'arte visiva è qualcosa che può essere percepita con gli occhi, quindi non ha bisogno di particolari condizioni per essere fruita ed è qualcosa che può riempirci di gioia. Io ho scelto di pormi davanti alle opere di Patrizia Prado, che è un'artista che sta migliorando costantemente
proprio per dare forza a questo mio discorso. In un'opera come quella di Patrizia, ma in qualunque opera di qualunque artista che compia una ricerca, noi troviamo una volontà di vivere, la volontà di scavare all'interno della vita. Cosa lega l'arte alla poesia? Sicuramente l'emozione, perché sia la pittura che la poesia creano emozione e naturalmente la cosa più importante è creare, perché l'arte è creare, quindi trasmettere emozioni. Oggi sono stata molto felice perché la mia composizione Armonie è dedicata agli artisti e comunque all'arte, ha dato emozioni. Adesso la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Cerimonia di insediamento del nuovo direttivo della FIDAPA di Palma di Montechiaro. Vediamo. Cerimonia di insediamento del nuovo direttivo della FIDAPA di Palma di Montechiaro, che si è svolto presso un noto locale agrigentino, composto dalla presidente Lina Petrucci, vicepresidente Letizia Pace, tesoriera Francesca Gaudino, segretaria Mattia Aquilino, rappresentante Young Angela Veronica Napoli, past president Rosaria Maurizia Vinciguerra. In effetti è stato un anno un biennio molto proficuo veramente, anche se a causa del Covid abbiamo avuto dei problemi, però alla fine abbiamo lasciato un segno in questo biennio, un segno indelebile anche nel nostro paese, abbiamo fatto delle belle attività che hanno lasciato un segno particolare e ora sarà la nuova presidente a continuare il lavoro e a fare altre cose nuove come lei ci ha proposto. Presidente, come intenderà portare avanti l'attività sociale del vostro club? Allora, lasciandoci alle spalle il problema pandemia, cercheremo di focalizzare naturalmente tutti i nostri progetti su quelli che sono da sempre gli obiettivi della FIDAPA, cioè rivalutare il ruolo delle donne, tenerle in prima linea e costruire qualcosa sul territorio e per il sociale. Quindi cercheremo di proporre qualche progetto innovativo, naturalmente, non lasciando quello che abbiamo. E un progetto innovativo sarà sicuramente un'espressione di street art, poi avremo praticamente la cerimonia per la violenza sulle donne, che da sempre rappresenta un nostro baluardo, e naturalmente faremo anche delle opere di solidarietà con i nostri progetti. La cultura non va dimenticata, perché importanti saranno i libri, perché la cultura rappresenta anche un'apertura dopo il Covid. Di conseguenza, che posso dire in sintesi? Lasciamoci alle spalle il passato e riappropriamoci del nostro futuro, così come dice la nostra Presidente nazionale neoeletta Fiammetta Perrone. Io sono molto fiera, orgogliosa di rivestire questa carica. Affiancherò la Presidente in tutto ciò che vorrà fare e insieme, perché noi sappiamo bene che con l'entusiasmo e con l'energia di tutte si riescono a realizzare veramente dei progetti, e noi ne abbiamo tanti progetti da realizzare per lavorare ancora una volta sul territorio di Palma di Montechiaro, agire specialmente sulle nuove generazioni per quanto riguarda la differenza di genere, perché noi donne siamo una realtà una risorsa per la società e questo bisogna che si comprenda. Rappresentiamo le donne del mondo nei vari campi di lavoro, nelle varie attività, donne quindi medico, donne imprenditrici, donne quindi che occupano dei ruoli importanti nella società, e tante volte tanti ostacoli dobbiamo superare ancora, purtroppo devo dire, per affermarci. E allora unite e insieme abbiamo già fatto tanto, ma ritengo che ancora molto c'è da fare, e in questo biennio con i nostri programmi, i nostri progetti, sono sicura che riusciremo a realizzare e a riuscire nei nostri intenti.
Ovviamente affiancheremo la nostra Presidente nei progetti che già ha in itinere e quelli che già sono programmati, che riguardano ovviamente i principi fondamentali della FIDAPA, è quello di promuovere innanzitutto la cultura, l'arte, la professione e soprattutto la donna. Principio questo fondamentale che comunque è in associazione anche altre associazioni femminili, quali l'Associazione Italiana Donne Mediche di cui sono Presidente, quindi diciamo che ancora di più. Sì, io in qualità di tesoriera naturalmente assicurerò la trasparenza dei fondi all'associazione come è giusto che sia e quindi tutte insieme porteremo queste attività con tanto amore e tanta amicizia e calore tra noi. Allora, io da rappresentante Young spero di essere un anello di congiunzione generazionale molto importante che possa permettere appunto un confronto necessario allo svolgimento delle attività. Spero quindi di essere capace, di essere in grado di svolgere tutte le attività che mi competono e che mi vorranno conferire con attività e propositività. Adesso lo sport, partiamo dal calcio di promozione ed eccellenza, una panoramica sugli appuntamenti che hanno impegnato le squadre agrigentine, ad eccezione dell'Acragas che causa allerta meteo ha dovuto posticipare la partita. Carmelo Lentini. Nel campionato di eccellenza Girone A vincono Canicattì e Mazzarese, che confermano la vetta della classifica in attesa del recupero dell'Acragas che avverrà mercoledì prossimo con il Castel Termini. Come si sa, la gara dell'Esseneta è dovuta saltare per allerta meteo diramato dalla Protezione Civile. Lo scontro della compagine dell'Uitalia con il forte Don Carlo Missilmeri è stato deciso da una rete di Iraci a conclusione di una gara molto intensa e combattuta. Risponde per le rime la Mazzarese, che ha superato con il più classico dei risultati il volenteroso CUS Palermo. Torna al successo l'Unità Sciacca, che supera di slancio e a suon di reti il malcapitato Mazzara con il risultato di 4-1. Mattatore della gara l'ex attaccante biancazzurro Peppe Sant'Angelo, autore di una doppietta. E poi hanno segnato Coco e Salvucci. Per la squadra canarina invece ha segnato la rete della bandiera l'attaccante Federico. Sconfitto a Marineo invece il Pro Favara per 3-1, piegato dalla doppietta di Ciancimino e dalla rete di D'Agostino. Ha accorciato le distanze Cocuzza su calcio di rigore. Ritorna al successo invece la Nissa con il Marsala, mentre Enna Monreale è stata rinviata per nebbia. Ma vediamo un po' quali sono stati i risultati della giornata. Canicattì Missilmeri 1-0, Enna Monreale rinviata per nebbia. Nissa ha battuto il Marsala 2-1, Marineo Pro Favara 3-1, Mazzarese Cus Palermo 2-0, Sciacca Mazzara 4-1, Parbonval Castellammare 1-2 e Acragas Casteltermini rinviata al prossimo mercoledì 27 ottobre. Nel campionato di promozione Girone A, successo di misura del Raffadale che supera l'Ostico Città di San Vito Lo Capo grazie alla rete vincente del sempreverde Stefano Piazza. Sconfitto invece il Camarat sul campo del Fulgatore con il risultato di 2-1. La rete camaratese della bandiera porta la firma di Felice. In prima categoria, giornata nera per l'Empedoclina che è piegata per 3-1 dallo Sporting Termini. Vince invece l'Atletico Favara con il risultato di 3-1 con la Sommatinese grazie alla doppietta di Piazza e poi alla rete di Bunone. Infine il Gemini si aggiudica il derby con il Ravanusa per 2-1. Le reti sangiovannesi portano la firma di Scrudato e Famè, mentre per gli ospiti ravanusani ha segnato Montana. In classifica generale l'Atletico Favara raggiunge la terza posizione con 10 punti, mentre un gradino più sotto si posiziona il Gemini con 9. Più distante l'Empedoclina con 6 e Ravanusa 4. Il campionato riprenderà con un derby molto importante, Empedoclina Atletico Favara. In seconda categoria, Girone B, il Capobello si conferma capolista andando a vincere sul campo dell'Acquaviva con il risultato di 1-3. Perde in casa il Virtus Favara con il Riesi per 2-3,
mentre ha riposato il Muxar che alla ripresa se la vedrà proprio in derby con il Campobello. Nel girone A, brillante vittoria dell'Alessandria della Rocca per 3-0 con il Calatafimi grazie alla tripletta di Giuseppe Miliotto, un giovane attaccante classe 2004. Nella serata dedicata al ricordo di Item, la Fortitudo Agrigento batte la Virtus Kelb Ragusa, una vittoria meritata per i ragazzi di coach catalani che dopo un primo quarto equilibrato 22-19 prende il largo e conduce senza problemi fino alla sirena con 89-64. Una grande vittoria arrivata in una giornata importante dopo il commovente saluto ad Item di tutto il Pala Moncada. Volley a 2, la SEAP dall'Icardillo Aragona ancora sconfitta a vincere 3-0 il San Giovanni Marignano. Vediamo. Tra assenze e acciacchi, nulla da fare per la SEAP dall'Icardillo Aragona in trasferta sul campo del San Giovanni in Marignano, sconfitta senza attenuanti. Sì, hai detto bene, a parte le assenze, però le ragazze che erano in campo così virtualmente, non erano in campo con la testa. Io chiedo scusa a tutti coloro che hanno visto la partita perché hanno fatto veramente piangere, cioè non si è salvata nessuna, non è questa la squadra che io desidero. Ho parlato con le ragazze subito dopo nello spogliatoio e gli ho detto che chi non ha voglia di sudare e di dare il massimo in questa società può farsi le valigie, perché sicuramente non c'è spazio per coloro che vogliono firmare il cartellino. Abbiamo, come tutti sappiamo, una squadra di giovani, ma anche le meno giovani questa sera non è che hanno brillato più di tanto, quindi c'è questo scollante. Io mi auguro, per il bene che io ho in questa società, in questa squadra, che loro recepiscano queste mie parole e riescano nelle prossime partite in casa almeno a uscire a testa alta. Sappiamo tutti del livello alto che c'è quest'anno, noi purtroppo ancora non abbiamo espresso una buona pallavolo, la straniera ancora che è latitante, no? Non si sta dimostrando tale di rivestire questo ruolo da straniera, perché la straniera deve fare la differenza. Se non va la differenza non ci sarà posto in questa squadra sicuramente. Come si esce da questo momento così negativo? Ma guarda, io ho dato fiducia a tutti, ho parlato con la straniera, con le ragazze, ho detto che voglio vedere una buona pallavolo. Poi se le altre squadre riescono a dimostrare che hanno meritato di vincere, bene, gli faccio io gli applausi sia alla squadra che vince che anche alle nostre ragazze. Ma se questo non avviene, mi dispiace, purtroppo ci saranno tempi duri per tutti coloro che saranno ancora qua in questa società. Irene Zonta, proviamo a commentare questa sconfitta numericamente pesante per la SEAP dall'Icardillo Aragona. Sì, sicuramente è una sconfitta dura, soprattutto dopo altre 2 sconfitte in cui però abbiamo cercato di giocarcela, invece oggi purtroppo non ce la siamo giocata e sicuramente abbiamo giocato contro una squadra con molta esperienza, però questo non vuol dire che non dobbiamo metterci tutto e purtroppo oggi è mancata questa cosa. Tra assenze e acciacchi era impossibile fare di più? Impossibile non è mai niente è impossibile, quindi potevamo sicuramente fare di più e cerchiamo e speriamo di recuperare le 2 persone insomma, che ci sono mancate stasera e testa alla prossima partita sperando che l'impossibile diventi possibile insomma. 3 sconfitte di fila, un solo punto alla prima di campionato in trasferta contro l'Olbia. Come si esce da questa crisi di risultati? Sicuramente bisogna fare squadra, ci deve essere tutta la squadra perché comunque a Olbia sicuramente questa squadra c'è stata, cose che invece magari oggi non c'è molto, non è stato molto partecipe, diciamo, quindi
dobbiamo costruire ancora tanto, c'è tante ragazze giovani, tante che comunque hanno esperienza, quindi sicuramente, come avevo detto anche all'inizio, bisogna cercare la quadra tra esperienza e gioventù. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.